Buona giornata, ci ritroviamo a San Pietro di Feletto, precisamente sul Belvedere di Rua di Feletto per il comune, dove possiamo spaziare, vedete l'incantevole panorama che abbiamo. E con noi, con me, e con in questo caso la mostra di San Pietro di Feletto che abbiamo seguito in modo virtuale nel suo andamento quest'anno, abbiamo la vicepresidente della Proloco di San Pietro di Feletto, Lucina Pradal. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata anche a Roberto Franceschetti, presidente del consorzio delle Proloco del quartiere del Piave. Buona giornata. Buongiorno. E poi Loris D'Alto, vice sindaco. Eccoci qui. Allora andiamo a parlare subito di questa mostra e di questa virtualità che abbiamo tenuto quest'anno per noti motivi. Non li ripetiamo più, non li diciamo più, basta. 49esima mostra doveva essere, 49esima mostra l'avete fatta in modo virtuale, il prossimo anno replicate la 49esima, però quella giusta, Lucina. Sì, stiamo in attesa di avere notizie positive in questo senso e speriamo di poterla riproporre in maniera normale. Quest'anno ci siamo inventati questa modalità per poter dire che il territorio comunque è sempre in fermento, c'è sempre chi si impegna, c'è sempre chi lavora e per cui abbiamo voluto dimostrare insomma, che il territorio c'è e andrà avanti. Beh, avete dato un bel segnale perché oltre che di vino, di cui ne abbiamo bevuto pochino perché essendo virtuale è nulla da fare, però avete dato un segnale al territorio, a questa bellissima zona che vediamo in sottofondo e dal Belvedere, parlando di alcune realtà che San Pietro di Feletto ha. Quindi abbiamo dato anche qualche informazione per i potenziali turisti che dovrebbero arrivare. Sì, abbiamo dato delle indicazioni storico-culturali, di prodotto anche, se vogliamo. Abbiamo dimostrato che ci sono anche delle belle realtà lavorative, gente professionale che si impegna molto e per cui anche questo diventa sempre un valore aggiunto. Aziende agricole, cantine di vino e poi i bed and breakfast, i ristoranti, insomma abbiamo movimentato un pochino per far parlare di questa mostra, 49esima edizione di San Pietro di Feletto. C'eravate quasi riusciti a festeggiare il 50esimo, l'avete festeggiato della Proloco, no? Sì. Manca poco per questa mostra che quest'anno sì. vi ha fatto rallentare un pochino. Esatto, sì, l'anno scorso abbiamo festeggiato il 50esimo della fondazione dell'associazione, per cui adesso sicuramente la 50esima mostra verrà festeggiata un po' in ritardo, questo sicuramente. Sì. Accenna lei perché siamo qui quest'oggi e perché la conclusione la dedichiamo appunto a questa cosa che sta per dire. Sì. Come associazione da tanto tempo ci eravamo impegnati ad individuare un luogo che potesse essere un punto informativo, oggi lo chiamiamo così, perché ci rendiamo conto che sul territorio arriva sempre più gente interessata e soprattutto quello che è il fiore all'occhiello, diciamo, dal punto di vista storico e religioso anche, riportato dal discorso Antica Pieve. Arriva gente, molta gente, ci siamo resi conto che non abbiamo le modalità giuste per l'accoglienza. Per l'accoglienza e per dare informazioni. Quindi... E da lì era un'idea detta e ridetta, ma alla fine non eravamo per varie questioni riusciti a portare a termine un ragionamento che fosse solido, insomma. E poi invece fortunatamente qualche anno fa c'è stata l'occasione per poter dire sì, ok, portiamo avanti questo lavoro, ci impegniamo per questo progetto. Che è in pratica l'acquisto di una casa, chiamiamola sì. Casetta, anche se è un po' riduttivo, casetta, sì. Sì, di questa casa dove posizionerete appunto questo punto informativo. Esatto. Questo è l'impegno che noi come associazione ci siamo presi per i prossimi anni ormai. Abbiamo capito che la programmazione che avevamo in mente sicuramente si rallenterà, ma questo non vuol dire che l'impegno rimanga, e rimane soprattutto perché dobbiamo dare voce al compianto Fabio Ceschin, che è la persona che insieme ad Alberto Stocco ci ha dato proprio l'impulso e l'idea di portare avanti questo progetto. Tra l'altro sarà un impegno anche economicamente piuttosto consistente.
Sì, sarà molto consistente. Ma voi siete bravi. E anche qui programmare diventa difficile, sapendo che adesso abbiamo avuto uno stop e sicuramente avremo un rallentamento, ma speriamo di farci venire delle idee e comunque devo anche ringraziare i professionisti che appunto il compianto Fabio e Alberto Stocco hanno, come posso dire, coinvolto e hanno fatto credere in questa idea e ci stanno aiutando molto. E sarà sicuramente un'idea valida. Uno dei fautori, insomma uno dei promotori è stato Roberto Franceschetti, presidente del consorzio delle Proloco, giusto? Sì, no, più che giusto. Più che giusto. Più che Roberto è stata un po' l'idea del consorzio che coordina le Proloco e come uno degli obiettivi è l'informazione. Perché le Proloco nel territorio, oltre che animarlo, hanno bisogno anche di creare l'informazione. Noi come consorzio questa attività l'abbiamo sempre percorsa e uno dei luoghi importanti del nostro territorio, quartiere del Piave e la Vallata, ce ne sono 5-6. Uno era la Pieve di San Pietro di Feletto. La Pieve che quell'edificio è sempre stato così messo nel mirino, un edificio che sembrava che dovesse crollare dalla mattina alla sera, un edificio che non doveva avere chissà che valore, che però è stata una battaglia che il percorso è stato abbastanza lungo e oneroso. Comunque siamo riusciti a portare a casa questo acquisto, abbiamo dovuto farlo noi come consorzio perché c'erano degli ostacoli, che così simpatie, antipatie, non si sa bene. Fatto sta che insomma siamo riusciti a fare questo atto, pagare il proprietario e una volta portato a casa dal notaio abbiamo pensato di fare una donazione al comune di San Pietro e alla Proloco, con l'impegno da parte di questi due soggetti di realizzare il punto informativo, di realizzare questo edificio che avrà lo scopo di essere punto informativo, accoglienza e anche certi servizi a favore del turismo. Questo è stato il nostro obiettivo. La Proloco assieme al Comune si sono impegnati perché l'obiettivo era sì acquistare, però anche portare a termine questa realizzazione, questo progetto, e sì che hanno dimostrato di essere così capaci e capabili di portare avanti. Il territorio ha risposto, perché ho visto che ho partecipato a un po' delle riunioni i paesani di San Pietro sono sensibili e hanno creduto a questa operazione. Quindi avete avuto una donazione, e di solito è il comune a fare le donazioni, questa volta avete preso. Però avete preso, come diceva Lucina, insomma è un bell'impegno anche per il comune. Sì, è un impegno, anche se in realtà era un obiettivo anche dell'amministrazione comunale, quello di poter concretizzare il recupero di questo immobile con queste finalità. Tant'è che quando il presidente del consorzio me ne parlò, dicendo se mi dispiaceva che il consorzio mettesse a disposizione le sue risorse per l'acquisto del fabbricato con le finalità appunto di realizzare un punto informativo, un punto di attestazione per i tanti visitatori del territorio e della Pieve. Ricordo che la Pieve oggi fa circa 10.000 visitatori all'anno. Gli dissi: no Roberto, figuriamoci, non siamo gelosi, l'importante è tracciare un percorso condiviso con degli obiettivi che siano condivisi. Abbiamo condiviso gli obiettivi, il Presidente con il Consiglio ha proceduto all'acquisto di questo immobile e conseguentemente poi abbiamo fatto tutti gli atti procedimentali per accettare la donazione, perché anche se è donato per la pubblica amministrazione, la burocrazia vuole che si facciano degli atti, una delibera di consiglio, quindi del massimo organo dell'amministrazione comunale, per accettare questa donazione. È una donazione particolare in quanto si chiama donazione modale, cioè dono a condizione che si avverino alcune cose e che chi accetta la donazione deve impegnarsi. L'impegno che l'amministrazione e la Proloco si sono assunti nel caso è quello del recupero con la destinazione appunto con la finalità di destinare a immobile turistico, per l'accoglienza turistica, per la valorizzazione dei prodotti, per lo sviluppo culturale del nostro territorio. Così abbiamo fatto.
abbiamo accettato e abbiamo cominciato un percorso appunto per il recupero, iniziando dalla prima cosa che bisognava fare, che è il progetto. Un progetto che è stato redatto dall'architetto Bruno Dal Coll e dallo studio dell'architetto Dal Coll, che prevede innanzitutto il recupero strutturale e funzionale di questo immobile. Un immobile che ha un'importanza storico, testimoniale e architettonica. Perché storico? Questo immobile, lo voglio ricordare, risale a fine 800, prima di 900, ma è stato, così come ci ricorda Don Nilo Faldon negli allora incontri di storia locale che abbiamo fatto ancora nel lontano 2000-2001, ci ricorda che questo immobile è stata la prima scuola, cosiddetta scuoletta del comune di San Pietro di Feletto. C'è proprio anche una testimonianza in questo senso. Quindi ha un'importanza anche sul piano culturale per noi notevole. Poi la sua localizzazione di questo immobile si trova nel colle dove c'è la Pieve, come dicevo oltre 10.000 visitatori all'anno, ai piedi del campanile, poi inserita in questa collina della Pieve in maniera armonica rispetto al campanile. Non osiamo oggi immaginare ad un campanile senza questa casetta, no? Nell'immaginario nostro c'è e nessuno ce la può togliere, anche se il tempo e lo stato di conservazione di questo immobile ce lo stava per togliere se non ci fosse stato e se non ci fosse questo intervento. Quindi è un immobile che ha un precario stato di conservazione, delle murature praticamente ormai che si stanno sgretolando, basta andare là con le dita e si smuovono i sassi, dei solai che ormai non esistono più, travature rovinate, il piano di calpestio non esiste più, la stessa capriata del tetto. È a un piano, non a due. Sono due piani, c'è un piano terra e un primo piano. Quindi il progetto parte appunto dal recupero funzionale e architettonico di questo immobile nel rispetto. Noi stiamo costantemente dialogando con la competente sovrintendenza per stabilire le tecniche di recupero, prevederà quindi la sottofondazione, l'iniezione nelle murature, permettetemi il termine, marcia si usa dire, no? Di calce, in modo da consolidare, di riempire questi vuoti che ci sono all'interno delle murature, la conservazione laddove è possibile delle travature del solaio intermezzo e il recupero proprio integrale del tetto con il recupero di tutte le tavelle, le tavelline che ci sono, le travature, le lesene degli sporti e via dicendo. Un grosso lavoro, insomma. Sì, è un grosso lavoro di recupero, un lavoro che dovrà essere fatto da una ditta specializzata, in quanto devono essere ditte qualificate per questo tipo di intervento. Un lavoro che prevederà poi anche la dotazione dell'immobile, dell'impiantistica necessaria perché, non lo dimentichiamo, poi la fruizione sarà pubblica e quindi la struttura dovrà avere una determinata resistenza, gli impianti dovranno avere determinate caratteristiche, dovranno essere a norma. Poi mireremo anche a recuperare dal punto di vista e a migliorare dal punto di vista energetico. Oggi non ci sono neppure le finestre, quindi dovremo dotare l'edificio di un minimo di isolamento. E non basta, abbiamo anche cercato posto che il fabbricato ha circa 7 metri e mezzo per 5, quindi 2 piani, circa 35 metri quadri utili, non era possibile ricavare gli spazi tecnici, i servizi all'interno del fabbricato, se non compromettendo la funzionalità dello stesso fabbricato. Si è optato allora per cercare l'inserimento di un piccolo ampliamento interrato, che non sarà nemmeno visto da chi arriva, perché verrà collocato dietro il muro di cinta, su un'altura che esiste naturale, quindi dietro verrà realizzato questo piccolo ampliamento per il ricavo dei servizi che serviranno sia alle attività della nuova struttura, ma anche ai visitatori che accedono, quindi ci sarà la possibilità di accedere dall'esterno, ma anche dall'interno della struttura, proprio con una doppia porta. Si è pensato anche di collegare, poi visto che nel corso dei rilievi abbiamo rinvenuto una porta nel lato nord del fabbricato proprio che dà sull'esterno, sul sacrato della chiesa, di ricavare anche un percorso per disabili
che possano accedere quindi direttamente al piano primo della struttura. Questo per dire che anche i portatori di lavori ce ne handicap sono da fare. Sì, ce ne sono molti. Il progetto che noi abbiamo al momento in fase definitiva prevede una spesa per lavori di circa 200-205 mila euro per un costo complessivo, spese tecniche, IVA, collaudi e quello che ci va dietro, di circa 250-260 mila euro. E qua viene il bello, devo dire, da amministratore per una volta, perché al di là per l'importanza della donazione che è stata fatta, e ringrazio veramente di cuore, personalmente, ma anche a nome di tutta la comunità, il Presidente Franceschet, ma e la Proloco, che è sempre attiva quando si è trattato di fare il progetto, ha detto siamo qua. Il progetto lo facciamo noi, tant'è che il progetto esiste e sta facendo il suo iter amministrativo. Ma la cosa che citava prima il Presidente Pradal, la comunità, gli imprenditori della nostra comunità del Feletto mi hanno chiamato all'epoca e mi hanno detto Loris, noi ci siamo e vogliamo dare una mano. È stato un gran bel segnale. È stato un segnale bellissimo. Ricordo con piacere e con commozione l'incontro avuto con Alberto e con l'amico compianto Fabio Ceschin, in cui mi hanno detto noi ci siamo. Abbiamo organizzato una serie di incontri e abbiamo messo in piedi un progetto, direi quasi unico, di sponsorizzazione, per cui il mondo dell'imprenditoria del Feletto sostiene questo progetto, quindi con una cifra anche importante. Ecco che il peso per la Proloco e per l'amministrazione, adesso ci divideremo in base così alle disponibilità della Proloco e alle risorse di bilancio dell'amministrazione e la spesa, ma insomma diventa meno pesante e diventa un obiettivo perseguibile. Raggiungibile e perseguibile. Direi un bel regalo, insomma, siamo in chiusura. No, è stata una bella operazione, sì. È stata un po' combattuta perché... Sì, so che c'era qualcuno che... Era qualche altra Proloco che pensava che questo fosse un bagno di sangue per il consorzio, ma con l'aiuto della Proloco e dell'amministrazione di San Pietro è venuta una bella operazione noi che dà lustro al mondo delle Proloco e nello stesso tempo diamo qualcosa a un territorio che è importante. E qualifica anche il vostro consorzio, sì, sicuramente anche per questa idea. No, faccio una battuta. Quante mostre dovrete organizzare? Voi non finirete mai con le mostre. Non dovremmo farne tante. Hanno già risolto Dovremmo farne tante. Questo è... Cioè si raddoppieranno le mostre, perché no, stiamo scherzando naturalmente, quindi è un bel impegno, come diceva il sindaco, il già sindaco all'epoca, perché l'amministrazione era la tua che ha portato avanti questo discorso, Loris Dalto, che io ringrazio per essere stato con noi, per averci spiegato nel dettaglio, anche brevemente, l'impegno che vi siete assunti insieme alla Proloco. Ringrazio Roberto Franceschet, presidente del consorzio Proloco del quartiere del Piave, e ringrazio Lucina Pradal, vicepresidente della Proloco di San Pietro di Feletto, che adesso metterà in piedi mostra su mostra, perché qui bisogna aiutare il comune, perché esatto. Saranno loro, insomma, ad aiutarvi, no? Speriamo. Faremo ognuno la propria parte. Ognuno la propria parte. Bene, grazie mille. Grazie a tutti voi e naturalmente chiudiamo qui la virtualità della 49esima mostra dei vini di San Pietro di Feletto. Noi ci rivediamo il prossimo anno, però presenti lì, mi raccomando. Lo speriamo tanto.